Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Oggi non lavoreremo in falegnameria, ma staremo qua al piano di sotto a lavorare nella zona metal. Adesso vi spiego il progetto che faremo. Oggi si va di restauro, per cui prendiamo questo vecchio trapano a colonna della File Satti, marca mai sentita, e lo rimetteremo un po' nuovo. C'è un po' di cosine qua da capire a cosa servono, le vette. È un trapano abbastanza interessante perché ha le feature di 2 velocità, prima di tutto, e le altre non lo so, le scopriremo assieme. Comincio col dirvi che questa comunque non sarà un restauro completo, quindi non smonterò ogni minima vite, ma semplicemente è un restauro per rendere la macchina effettivamente operativa. Adesso si accende e basta, quindi non è proprio in forma per essere messa al lavoro. Ci sono da capire parecchie cose, per esempio questa manopola qua che passa da manuale ad automatico, questa qui che non so cosa sia. C'è tutta questa scatola qua del cambio che è piena d'olio, bisognerebbe toglierlo secondo me e aprirla e guardare. C'è questa che fa F e I, però non si muove, è inchiodata. C'è questa qua che non so cosa sia. Probabilmente qua c'era un pomellino da prendere, da girare, però anche questa gira a caso e non succede niente. Probabilmente bisognerà un po' andare a girare alcune cose. Questo cilindro qua bisognerà un po' pulirlo, lubrificarlo, probabilmente anche qua sopra fa schifo. No. Qua invece ci sono altre due manopole, 2 velocità mi pare, e soprattutto questa è la cosa peggiore che io abbia mai visto, schifezza totale. Quindi capiamo solamente, non so neanche da dove cominciare onestamente. In questo caso bisogna cominciare e basta. Ok, io partirei da questo perché non ce la faccio starci vicino senza che mi venga schifo. Oddio. Questa è la ciotola di schifezze che c'erano dentro, pieno. Ok, prima di cominciare a smontare proverei a vedere che cosa funziona e cosa no, giusto per farmi anch'io un'idea. Qua abbiamo il quadro, magnetotermico, salvavita, funzionamento. Abbiamo questa che non va, manuale automatico. Queste qua mi sembrano delle bocchettine dell'olio. Questo sembrerebbe proprio un tappo per il rabocco dell'olio. Questa mi sembra una roba che non funzioni, però se non la smonto non capisco. Questa e l'olio qua, mentre qua ci sono delle perdite sicuramente. Ok. Qua sotto è lercissimo e ci sono delle perdite di olio. Che questo è untissimo. Quindi salvite piatto, 1, 2, 3. Ok, qua abbiamo una. Perfetto. E 3. È solo sporchissimo pieno di chips. Ora proviamo a smontare queste e in teoria qua dovrebbe uscire dell'olio secondo i miei calcoli. Oh, brutto. E via. Raccolto una boccetta e qualcosa di olio. Ora andiamo a svitare tutta questa e a vedere dentro com'è messa, perché mi sa che qua c'è qualcosa che non funziona bene. Chissà di che anni è questo trapano, chissà se si trovano ancora tipo il manuale d'uso. Oh! Wow, questo qua deve essere pieno d'olio comunque. Guarda. Questo, mamma che figata. Qua fa schifo comunque, te lo dico. Andiamo a vedere. Ma magari l'olio non si... ma scobrivrarlo. Allora, come si fa a pulirle ste robe? Bisogna lasciarle... sono 2 vaschette. Manuale automatico. Ma questo è rotto o è fatto così? Se giro, però questo? Ok. Ok. Questa ingaggia questa. Quindi spingere quanto vuoi. E questa facendola. Mentre questo è un po'. Questo cosa ingaggia?
Non ho ben capito. Sostanzialmente qua ci sono due vaschette. Queste qui, come vediamo qua, hanno due scatola del cambio, lubrificare con olio EP Energol HP30. Questa è una vaschetta che va riempita fino qua, cioè il livello è basso. Quindi questa qui non deve arrivare l'olio fino sopra, ma a un'altezza del genere, che questa qui girando se la va a pescare e lo riporta su, mentre l'altra, la bocchettina dell'olio, è qui in alto, quindi questa va riempita tutta e ha due manopoline. Una, che è questa qua più bassa, prende questo pistoncino qui che si muove e lo innesta in questo altro meccanismo. Adesso è tutto bloccato, mentre quella sopra è fatta così un po' stranina, non lo so. Quindi direi che come prima cosa cerco un attimo di pulire tutto, così è più facile anche lavorarci. Stacco anche il fungo di emergenza, magari anche il quadretto, giro tutta quella zona libera e vediamo. Prima di continuare volevo aprire queste 3 letterine che mi avete mandato. Questa qui la manda Restauri Larice Woodworking. Roberto. Grazie mille Roberto per la lettera e l'adesivo. Il secondo è di Paolo Vaglia, c'era l'invito degli adesivi. Grazie mille per la lettera. E Brad Woodmaker. Ciao Mario, finalmente ricevere i tuoi.
Grazie mille ancora per questi adesivi, se volete inviarmeli anche voi, una lettera, un regalino o qualsiasi cosa, lavori che fate, vi lascio il link, vi lascio l'indirizzo qua sotto. Arrivati a questo punto, sopra è stato smontato e pulito, ho visto un attimo cosa c'è. Questo lato è stato smontato tutto, cassetta dei comandi pulita, rifatta, e adesso stavo controllando di nuovo qua dentro per capire come vanno e come mettere in funzione queste leve. Questa l'ho capita, quella che adesso ho smontato che manca qua davanti è per questo ingranaggio qui, che dovrebbe abilitare, cioè dovrebbe muovere qualcosa, ma non si muove niente, non riesco a capire. Per cui dobbiamo vedere di riuscire a staccare questo per capire come funziona. Niente, allora ho rimontato l'ingranaggio per capire meglio dove mettere le mani in questo, ma senza avere un estrattore per tirarlo fuori la vedo dura a capire com'è. Per cui per il momento la lascio così. Ho rimontato tutto. Le due leve qua a sinistra ho capito cosa servono. Quella sotto serve a abilitare e disabilitare questa leva qui. Facendo così gira, mentre questa qua sopra, quel piccolo pernetto prende l'ingranaggio e lo fa spostare da una marcia all'altra marcia, oppure in centro, così, qua. Quello dietro è l'albero direttamente. E niente, quindi marcia 1, marcia 2, questo abilita questo qui, che però è bloccato, non riesco a capire. Ultima cosa, va infilato questo, va bloccato qui e ovviamente non esce più. Allora, ieri ho messo del converti ruggine per pulire un attimo il piano qui e renderlo un po' più carino. È stata una notte e ora lo togliamo. Spazzola, rimuovi ruggine e colore. Passaggio lo faccio con Scotch Brite e UD40. Seconda, questa, fumo funziona, ingaggio questa e dovrebbe girare. Perfetto. Bene, il trapano è stato messo in funzione, sistemato e messo a punto, non in tutto, ma diciamo che ora è operativo. Io vi faccio solamente un'ultima domanda. Se qualcuno di voi ha le competenze per capire questo qui come funziona e ha voglia di spiegarmi un po' come procedere, può pure commentare qua sotto oppure contattarmi su Instagram. Detto questo, a me non mi resta sempre che salutarvi, ringraziarvi per il grandissimo traguardo dei 10.000 iscritti appena raggiunti. Veramente grazie mille a tutti per il supporto che mi continuate a dare. A me quindi non mi resta che salutarvi e noi ci vediamo il prima possibile in un prossimo video.